Sembra di essere tornati indietro di un anno, quando scoppiava la pandemia ancora la gente non era consapevole, i sindaci delle varie amministrazioni locali trovavano nelle dirette dei social il megafono per informare la cittadinanza di quanti casi di contagio erano avvenuti durante il giorno che quotidianamente l'ASP locale andava comunicando. Ogni primo cittadino si raccomandava di stare attenti, di fare massima prevenzione, di usare le mascherine, di disinfettarsi le mani, di non uscire da casa. Orbene, questo si sta nuovamente verificando dopo un periodo che sembrava che l'attenzione del virus si era un po' affievolita, incoraggiati anche dal vaccino che quotidianamente si pratica. Ma non è così. Il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, attraverso la sua pagina è tornato nuovamente a tonare, raccomandandosi con il solito tono forte e decisivo, denuncia come nel giro di qualche giorno si sono verificati oltre 30 casi a Raffadali tra i giovani nelle scuole e provvederà quindi alla chiusura degli istituti scolastici pubblici uffici e quant'altro necessita. È il risultato della terza ondata del Covid-19 nella sua nuova variante inglese più veloce nella diffusione. I risultati che ho avuto nelle ultime 48 ore, quindi negli ultimi 2 giorni in cui si è registrata un'impennata impensabile, imprevedibile, mi sta obbligando a prendere delle decisioni severe ma necessarie per il bene di tutti noi. Guardate che in questi 2 giorni abbiamo superato la soglia che nel nuovo DPCM di Draghi, che entrerà in vigore il 6 di marzo, è stata ipotizzata nell'arco di una settimana per chiudere le scuole e per prendere decisioni sulle attività commerciali. Questo risultato noi a Raffadali l'abbiamo ottenuto soltanto in 2 giorni. In 2 giorni ha avuto la positività, comunicata la positività di nostri concittadini di oltre 30 soggetti, tra l'altro molti di questi in età scolare e prescolare, quindi bambini. Molto presumibilmente si tratta della variante inglese, visto che ci sono molti bambini interessati e considerata l'alto tasso di contagiosità che abbiamo riscontrato. Il genoma di questo virus è stato trasmesso a Palermo. Aspettiamo di qui a breve, tramite il Dipartimento di Prevenzione, il risultato. Però la situazione è molto preoccupante. In 2 giorni non ho fatto altro che ricevere telefonate di soggetti che avevano effettuato il tampone in laboratori privati, comunicazione dell'ASP, comunicazione dei tamponi che stiamo effettuando noi. La situazione è preoccupante. Dobbiamo cercare di rivedere i nostri comportamenti che sono stati fino ad oggi improntati dal menefreghismo, dal qualunquismo, una libertà esagerata e una grandissima irresponsabilità. Io penso che sia arrivato il momento di dire game over, fine, basta. E uso questo termine perché fino ad oggi si è scherzato, fino ad oggi è stato un gioco. Oggi il gioco diventa pericoloso. Quindi sarò costretto da domani in poi a chiudere le scuole, sarò costretto a rivedere alcune decisioni per evitare assembramenti davanti alle banche, quindi le banche dovranno prendere gli appuntamenti con i propri clienti e non voglio vedere nessuno sui marciapiedi, così pure nella posta, così pure negli esercizi commerciali, in cui domani con l'unità di crisi prenderemo delle decisioni rigide in base ai metri quadrati che hanno, in base ai sistemi di areazione che ci sono nei locali, in modo tale che l'accesso deve essere contingentato e fatto in modo corretto, evitando che ci siano contatti tra persone. Non è più possibile andare nelle visite di lutto. Mi hanno raccontato delle scene incredibili. Tra l'altro senza utilizzare il dispositivo di protezione individuale che sono le mascherine. Quindi sono stati degli atti che sono stati definiti dalle persone che me le hanno raccontate criminali, perché non dipende dalla vostra vita. Se voi avete il virus e siete asintomatici, potete uccidere altre persone e ciò non è possibile. Oggi la mia richiesta cambia atteggiamento. Utilizzerò
Il verbo chiedere, come lo utilizzava nei latini, con il verbo querere, chiedere per ottenere. E state attenti che io riuscirò nel mio intento. Io avevo già qualche presentimento, è da qualche giorno che le forze dell'ordine hanno intensificato i controlli. Lo so perché molti titolari dei bar mi hanno telefonato, tra ieri e oggi. Domani verranno ulteriormente intensificati. Domani verranno tutti sanzionati. Domani coloro che hanno fatto delle feste nel fine settimana scorso prenderò io personalmente con il comando delle vigili urbane le dichiarazioni e verrete sanzionati. Non ce ne sarà per nessuno. Domani non guarderemo in faccia nessuno, perché non si tratta della vita di ognuno di noi, si tratta della vita di un'intera collettività.